magari si può, anche per curiosità, andare a cercare che cosa vuol dire una determinata parola. E questa poesia che ho scritto si chiama L'agognata ebbrezza, che sono appunto due parole che sono così cadute un po' in disuso, e sottotitolo La poesia delle parole da salvare. Bislacco e nefando pensiero scaturisce dal mio folle eloquio, per fuggire dall'ineffabile tedio, e dal pianeta del venale più che mai banale, poco consono alla mia bizzarra natura, avventurarsi in un luogo ameno, sotto il cielo terso, alla ricerca di uno spazio angusto, scansando il ciarpame dei ricordi, accumulati negli anni con dovizia, violentando la mia indole, rovesciando in un bailam la caterva dei miei dogmi più reconditi. Cocciuto io a cercare la miracolosa panacea, per non inabissarmi nell'oblio, duttile artefice di uno stratagemma, bramoso di rivivere l'agognata ebbrezza di un amore furtivo e repentino, sagace sghiribizzo ed inseguir quella perduta vaghezza, arduo il percorso per giungere al culmine della leggerezza. Affaticato e madido lungo questo pendio, mi inerpico sotto il cielo ora uggioso, io, non più io, vecchio e canuto in un istante, blando ora il mio incedere, la voce flebile, il naso adunco, l'età ha compiuto il suo abominio, la mia chioma non più intonsa, il mio lessico non più forbito, blattero lemmi beceri e zotici, mi scontro con l'accozzaglia di cavilli mentali, vestato da paure ataviche, disputa infinita, perennemente irrisolta. Ma ora tutto scompare, tutto si dissolve, son giunto alla meta, la mia utopia si avvera, riappari tu, angelica indelebile bellezza, mi specchio nei tuoi occhi cerulei, sfioro le tue labbra di malva, ghiotto sono di te, dei tuoi baci, è un sublime lampo di piacere effimero, e l'agognata ebbrezza. Bellissima, davvero Enrico. La cosa importante credo sia ridare vita alle parole, scoprire che le parole sono straordinarie perché possono davvero celarsi all'interno delle parole stesse dei mondi o delle realtà che noi credevamo sepolte o comunque appunto lasciate indietro, quando invece all'interno delle parole ci sono appunto dei mondi straordinari, cioè le parole non sono vuote, le parole pesano, hanno una gravità. E io credo che sia importante conoscerle e soprattutto farle proprie, perché all'interno delle parole tantissime sono le possibilità attraverso le quali noi possiamo conoscere il mondo e le cose. Poi il vocabolario italiano ha così tante Straordinario. parole, che adesso mi pare di ricordare 1,5 milioni di parole. E purtroppo se noi pensiamo a quante ne usiamo, ma io penso ne useremo 50.000, insomma non lo so. A volte mi è capitato di fare il giurato in concorsi letterari e ho visto che molti poeti magari non, sì, magari usano due o tre parole un po' ricercate, ma poi insomma Non osano, non non osano. sperimentano. E invece secondo me la poesia deve essere anche un mezzo per divulgare anche un lessico nuovo, un lessico antico ma che poi risulta nuovo perché sono parole che comunque si possono sempre utilizzare. Certo,